Over 12. La campagna vaccinale in Veneto raggiunge i più giovani. Luca Zaia ringrazia i ragazzi per la loro straordinaria adesione. Questa notte, a mezzanotte e un istante, abbiamo aperto e siamo una delle pochissime regioni in Italia, siamo solo in 4, da quello che ho capito, dai 12 anni all'infinito. E devo ringraziare i ragazzi perché l'ultimo aggiornamento di mezzogiorno ci ha dato 250.000 prenotazioni. I ragazzi stanno dando una dimostrazione. Vi dico ragazzi perché molti sono ragazzi che a 15-16 anni si sono prenotati a mezzanotte e un quarto, mezzanotte e mezza, mezzanotte e 10, mezzanotte e un minuto e 2 minuti. C'è stato l'assalto. Quindi i ragazzi stanno dando una prova, come si può dire, di civiltà che è unica, ma del resto il Covid lo hanno vinto i ragazzi. E con le vaccinazioni da domani si apre agli operatori del turismo in un Veneto che dal 7 giugno sarà in zona bianca. Ormai è una roba già scritta, no? Che si sa. E c'è il tema del coprifuoco che non ci sarà più. Io spero non ci siano novità, quindi noi perderemo il coprifuoco. Si parla anche nuovamente di locali. Davanti a questa onda di vaccinazioni, spero, dei ragazzi, si possa definitivamente pensare anche di partire alla grande. Adesso noi, verosimilmente, adesso vedremo anche i dati delle vaccinazioni come andranno, ma i giovani insomma si stanno muovendo alla grande, perché se il problema è la discoteca, che dopo c'è anche da dire, quelli delle discoteche ti dicono sì, avete avuto 2 ondate con le discoteche chiuse, ci volete spiegare perché avete accusato le discoteche di questo? E hanno ragione da vendere.